Buonasera e grazie di essere qui presenti, intervenuti. Oggi è il primo di un ciclo nuovo di conferenze che abbiamo pensato in collegamento con la biblioteca Florio, che come sapete è una biblioteca di interesse regionale, per cui ha anche dei doveri di diffusione scientifica sul territorio. E questa prima giornata gentilmente ho chiesto all'amico Paolo Pastres di presentarci i protagonisti di quella biblioteca, cioè Francesco e Daniele Florio, che attraverso i loro ritratti conosciamo anche nelle fattezze fisionomiche, diciamo. Sono quadri che sono stati donati dal professor Maseri insieme con la biblioteca e quindi sono conservati nella biblioteca stessa, qui nell'altra ala del palazzo. Io posso solo aggiungere che ci saranno altre due conferenze, sempre a distanza di una settimana, sempre allo stesso orario, l'una dedicata alla figura di una delle figlie di Daniele Florio, Lavinia Florio Dragoni, che fu una delle protagoniste della vita culturale di fine Settecento, inizio Ottocento nella Udine di quell'epoca, e poi invece il De Menis ci parlerà delle scoperte, diciamo, interessanti che sono state fatte nell'opera di catalogazione della biblioteca Florio, ma anche degli altri fondi antichi dell'università, perché l'Università di Udine ha anche altri fondi antichi importanti che cercheremo di valorizzare. Io non dico altro, anche perché siccome è una specie di giallo non voglio svelare alla fine, ma passo molto volentieri la parola al collega professor Montanari, che è qui nella sua veste istituzionale e in rappresentanza del rettore. Grazie professor Tilatti, e vi porto i saluti dell'Ateneo, in particolare i saluti del rettore. Come potete immaginare, la biblioteca Florio per l'Ateneo di Udine è un bene prezioso, è una biblioteca di interesse regionale, ce ne sono 12 in tutta la regione, questa è l'unica, diciamo, che fa riferimento all'Università di Udine. È una biblioteca che ha diversi pezzi pregiati e, come tutti sappiamo, insomma, forse il più pregiato fra questi è il famoso codice Florio, che dallo scorso dicembre, se non sbaglio, è stato messo a disposizione anche del pubblico, così nell'occasione del 700° anniversario della morte di Dante. E ricordo una trasmissione di Rai 3 con il professor Tilatti, in cui insomma di questo codice si è parlato, di questa biblioteca. In questo ciclo di incontri, come ha detto il professor Tilatti, si vedrà il ruolo dei padri fondatori, di Daniele e Francesco Florio, ma anche il ruolo delle biblioteche nella vita letteraria, artistica e culturale di una città, di un paese. Ecco, io sono un informatico così interessato agli aspetti di archiviazione, perché insegno anche basi di dati e insomma anche di mio, ma credo che oggi la biblioteca sia una grande sfida. Se posso sintetizzare in un'espressione, potremmo dire biblioteca contro rete internet. E i tempi e i modi dell'apprendimento sono totalmente diversi dai tempi, appunto, in cui questa biblioteca è stata costituita e i nostri tempi. Come altrove, in questo contesto non si torna indietro, quindi non possiamo immaginare di ritornare a un mondo come quello. Dobbiamo trovare uno spazio per l'idea della biblioteca in questo mondo, cioè nel mondo della rete. Questo in due sensi. Il primo significato dal punto di vista della fruizione di questo patrimonio, e qui credo che abbiamo fatto diverse cose, altre le potremmo fare, ma forse la biblioteca ci può anche aiutare a tenere presente un modo diverso di accostarsi ai testi, e attraverso i testi di accostarsi alle persone, alle culture, alla storia. Di questo forse un po' abbiamo bisogno. E quindi un'iniziativa come questa, e concludo così non tolgo tempo al relatore, nella quale vogliamo conoscere la storia, in particolare la storia della Biblioteca Florio, è un primo passo necessario. Io
faccio i miei complimenti per l'iniziativa e auguro un buon lavoro, un buon ascolto ai presenti. Grazie. Grazie, allora io nel ringraziare tutti coloro che sono intervenuti, in particolare anche l'assessore Cigolot, credo nella sua veste ufficiale anche di rappresentante dell'amministrazione comunale, che ci è sempre vicino, insomma, con cui collaboriamo molto volentieri. Passo subito invece la parola a Paolo Pastres, che credo tutti conoscano, è uno dei più eminenti studiosi di storia dell'arte della nostra città e sicuramente saprà al meglio raccontarci non solo le vicissitudini di questi ritratti che insomma hanno immortalato questi due, chiamiamoli fondatori, ma anche interessarci a quel contesto culturale nel quale hanno vissuto questi due fratelli. Grazie. Grazie. Innanzitutto volevo ringraziare quanti sono presenti e in particolare il professor Tilatti, che davvero in modo amichevole mi ha invitato a tenere questa breve conferenza, in cui parleremo di due ritratti che, come è stato accennato, sono rientrati in questo palazzo dopo che per lungo tempo si trovavano in un'altra residenza dei discendenti Florio, e grazie a un atto di rara generosità che credo ogni volta si debba sottolineare, dovuto al professor Maseri, sono rientrati da dove sono usciti. In realtà vedremo alla fine uno di questi ritratti ha fatto già dei viaggi fuori Udine, ma ci arriveremo. E quali sono i ritratti di cui parliamo questa sera? Beh, quelli dei appunto i cosiddetti fondatori, Daniele e Francesco Florio. Ecco, qui vediamo Daniele e questo è Monsignor Francesco. Innanzitutto, chi sono? Sono due tra le personalità più importanti della Udine del XVIII secolo, e non solo. Daniele, forse è il più noto, poeta, ebbe importanti incarichi alla corte di Vienna e ci ha lasciato un patrimonio di versi, di opere poetiche davvero notevole, che ancora oggi deve essere ricostruito nella sua interezza e approfondito come merita. E tra l'altro fu in contatto proprio per la sua frequentazione viennese con Metastasio, con il quale ebbe tutta una serie di scambi epistolari che sono stati anche ricostruiti. Quindi abbiamo a che fare con una personalità di primissimo rilievo della letteratura dell'epoca. Ma anche suo fratello non è da meno. Si tratta di un prelato che ha avuto importanti ruoli nella Chiesa udinese e che in qualche modo ha voluto, lo vedremo poi, restare ancorato alle sue origini udinesi, rifiutando una promozione davvero importante. Qualche dato biografico: Daniele nasce a Udine nel 1710 e muore nel 1789. Mentre Francesco nasce nel 1705 e muore nel 1792. Quindi hanno percorso quasi per intero il loro secolo e in qualche modo sono anche, insomma, rappresentano bene, ecco, l'atmosfera, la cultura udinese del Settecento, che è una di quegli argomenti che riserva sempre delle grandi scoperte. Ci sono sempre delle cose che ci stupiscono ogni volta che studiamo quel periodo, quei personaggi, non solo per la loro cultura e per quanto hanno realizzato, ma anche per la rete di relazioni. Appunto, abbiamo appena accennato
nel caso di Daniele, ma la rete di relazioni che erano in grado, insomma, di instaurare con i maggiori protagonisti, quelli ben più conosciuti, nei confronti dei quali non avevano alcuna forma di soggezione, anzi erano molto spesso colloqui, come si suol dire, alla pari. Questi due ritratti che così, rappresentano un po' la parte centrale, ecco, del nucleo delle opere che sono rientrate in questo palazzo, furono eseguiti da un altro personaggio davvero interessante, Giovanni Battista de Rubeis, un pittore nato appena fuori Udine a Tarcento nel 1743 e morto nel 1819. Qui lo vediamo anche in questo autoritratto e, come insomma credo si possa notare, era un autore che insomma, si dava un certo tono, ecco. Aveva una certa considerazione di se stesso. Se mi permettete di dire, insomma, avete già visto i ritratti, forse superiore, ecco, l'idea che aveva di se stesso rispetto alle sue qualità. Ma e forse il meglio lo dà proprio nel suo autoritratto, che insomma, potrebbe dare seguito a tutta una serie di considerazioni che però in questo caso su cui sorvoliamo. Vabbè, dunque Giovanni Battista de Rubeis si è formato fuori Udine naturalmente, prima a Venezia e poi a Bologna, allievo di Ercole Lelli, ed è noto non solo per la sua attività di ritrattista, e sostanzialmente ebbe modo di ritrarre quello che possiamo definire l'establishment udinese della seconda metà del Settecento. Praticamente tutti i personaggi importanti, soprattutto in ambito ecclesiastico, furono suoi clienti, diciamo, furono da lui ritratti. E una selezione davvero importante, numerosa, insomma, di queste opere è ospitata nei civici musei che raccolgono un po' il meglio di quanto realizzato da De Rubeis. E dicevo, oltre a essere stato questo così, ritrattista centrale nella scena udinese, è noto anche per aver realizzato, in età abbastanza giovanile, nel 73, un catalogo delle principali opere esposte in pubblico, sostanzialmente nelle chiese della città di Udine, su indicazione, su mandato del Senato Veneto, e che rappresenta una fonte importante per quanti vogliono studiare il patrimonio pittorico della Udine di quegli anni. I due ritratti, ecco, tra l'altro qui abbiamo una traduzione a stampa, un'incisione di Francesco Novelli tratta dall'autoritratto che abbiamo appena visto. Qui abbiamo un'altra delle opere tipiche, diciamo, del nostro De Rubeis, che qui ritrae un quasi omonimo Bernardo Maria de Rubeis. Questa è un'opera realizzata attorno al 1775, che innanzitutto ci dà un'idea abbastanza eloquente di quello che era lo stile, le capacità del nostro, che come potete ben notare non erano poi elevatissime. E in questo senso per me resta sempre un mistero come personalità che avevano molte possibilità, insomma, di farsi ritrarre da ben altri pennelli, si rivolgessero invece praticamente solo a lui. Ma la cosa interessante di questo ritratto è questo sorta di biglietto, di lettera che ha in mano il Bernardo Maria de Rubeis,
perché è dedicato proprio a Francesco Florio. Non so se si riesce a leggere, io ho cercato di ingrandire, ed è una dedica che credo sia abbastanza eloquente del ruolo che Francesco Florio occupava già nell'ambiente ecclesiastici friulani di quegli anni. Bernardo Maria de Rubeis è un grande erudito, una personalità molto, molto importante per quanto riguarda le scienze storiche, ha cominciato a raccogliere in modo sistematico, un po' sull'esempio di Muratori, documenti che riguardano la storia del patriarcato di Aquileia, che come è noto a metà del secolo viene soppresso, e questa soppressione forse è anche una delle ragioni per cui molti eruditi, molti studiosi friulani cominciano a interrogarsi sulla sua storia e ricostruirla con le metodologie della storiografia dell'epoca. Ecco, questa è una, se vogliamo, una curiosità, ma ci dice in modo abbastanza eloquente chi era Francesco Florio. Ecco, torniamo al nostro Daniele invece, che qui vediamo nel ritratto del De Rubeis. Non è stato l'unico ritratto, o meglio, da questo ritratto fu tratta, scusate, anche una incisione diversi anni dopo, che appare in un volume curato da Bartolomeo Gamba nel 1824, intitolato Galleria dei letterati d'artisti illustri delle province veneziane, pubblicato dal Visopoli. E in quell'occasione è inserito per ogni autore trattato anche un ritratto, e questo nel caso del nostro Daniele Florio, che naturalmente meritava un posto di riguardo in questa galleria di ritratti di letterati, viene realizzata questa incisione a solo contorno da Marco Comirato, che deriva in modo abbastanza eloquente dal nostro ritratto realizzato da De Rubeis. Ma la particolarità invece del ritratto di Francesco Florio è che avrà ben due incisioni. Da esso deriveranno ben due incisioni. E è interessante questa piccola storia che adesso ricostruiamo, perché insomma forse ci illumina su alcune modalità che riguardavano sia diciamo, la realizzazione delle incisioni e un po' l'ambiente artistico tra Udine e Venezia negli ultimi anni del XVIII secolo. Come vi dicevo, Francesco Florio muore il 16 marzo 1792 e poche settimane dopo il nipote, figlio di Daniele Florio, Filippo Florio, decide di far realizzare un'incisione che diffonda l'immagine, l'effigie dello zio. E per fare questo si mette in contatto con un personaggio molto interessante che forse meriterebbe di essere adeguatamente approfondito. Un friulano, Giovanni Battista Flamia, che viene definito avvocato, il quale risiedeva a Venezia e aveva, diciamo, il ruolo, l'incarico di curare appunto da avvocato una serie di problemi legali che riguardavano soprattutto nobili friulani.
e oltre a questo, diciamo, ruolo legale, aveva anche il ruolo di insomma, personaggio che poteva in qualche modo risolvere una serie di questioni anche legate ad altri ambiti e anche ad ambito artistico. Infatti, come accennavo, Filippo Florio si rivolge a lui per chiedergli qual era il miglior incisore sulla piazza veneziana. Noi sappiamo tutto questo perché esiste in Archivio di Stato, nel Fondo Florio, un carteggio tra Filippo Florio e Giovanni Battista Flamia, grazie al quale è stato possibile ricostruire un po' tutta questa vicenda. E sappiamo che appunto gli chiede quale fosse il miglior incisore e questi gli risponde che c'era un ottimo incisore, Vincenzo Giaconi, che insomma lui si incaricava di contattare per chiedergli se era disposto a realizzare questa traduzione a stampa del ritratto. La cosa viene fatta, ma innanzitutto il Giaconi, l'incisore, chiede di avere a disposizione un disegno che riproduca insomma, l'opera. E viene quindi contattato nuovamente l'autore dell'opera ad olio, cioè Giovanni Battista De Rubeis, il quale realizza un disegno tratto dal ritratto che verosimilmente pochi anni prima. Non sono datati i due ritratti, Florio, ma riteniamo che siano stati realizzati alla fine degli anni '80, Daniele muore nell'89, quindi probabilmente poco prima. E realizza questo disegno, che ora vi mostro, che è conservato presso la biblioteca del Museo Correr a Venezia, il quale ci dà l'idea di quella che secondo De Rubeis doveva essere l'incisione da realizzare. Vedete che viene presentato secondo una tipologia molto tipica, insomma molto classica, con una lettera in mano e al di sotto dell'ovale che racchiude l'effigie c'è un cartiglio dove notiamo lo stemma della famiglia Florio. Tuttavia questo disegno non piacque molto all'incisore, a Giaconi, il quale, lo sappiamo sempre da Flamia, si lamentò che insomma, i tratti non erano molto precisi, insomma, aveva un po' di difficoltà a tradurre in acquaforte, ecco, questo disegno del De Rubeis. Ma inoltre sappiamo anche che Filippo Florio non fu del tutto contento dell'impostazione che De Rubeis diede a questa immagine, perché Filippo Florio voleva in qualche modo alludere a un momento significativo della vita dello zio, cioè quando nel 1766, come vi accennavo prima, rifiutò di assumere la carica di vescovo di Rovigo e di Adria. La rifiutò motivando insomma questo suo diniego per l'attaccamento che aveva nei confronti della Chiesa udinese. E in effetti noi sappiamo che ebbe tutta una serie di incarichi prestigiosissimi nella Chiesa udinese, tra cui, ve lo cito, primicerio della metropolitana di Udine e proprio dal 66, quasi a compensazione insomma, di questa sua rinuncia, vicario generale dell'arcidiocesi, cariche che tenne fino alla sua morte nel 92.
Quindi Filippo vuole alludere, diciamo, nell'incisione a questo evento e chiede un consiglio proprio a Flamia, il quale suggerisce di inserire una figura a lato del nostro Francesco Florio in atteggiamento dolente, allusiva appunto al dolore che la diocesi di Rovigo ebbe nel momento in cui lo zio, insomma, aveva rifiutato. E in effetti fu realizzata una prima versione, ed è questa. Qui vedete c'è questo angelo piangente ai lati del Monsignore, il quale dovrebbe tra l'altro trattenere le insegne vescovili legate a Rovigo, e tra l'altro per evidenziare, ecco, in modo possibile e chiaro l'attaccamento di Florio alla sua terra d'origine, alla sua città e soprattutto alla sua arcidiocesi. Accanto alle sue mani sono poste delle figure che riproducono, come vedete, i santi aquileiesi, i santi martiri aquileiesi, Fortunato e Ermacora. È una simbologia abbastanza complicata, che forse solo chi aveva una conoscenza anche abbastanza intima della storia, della vita, insomma della biografia di Francesco Flori poteva cogliere appieno. Questo forse ci suggerisce anche che queste incisioni dovevano essere distribuite in una cerchia abbastanza ristretta tra persone che comunque erano perfettamente in grado di cogliere questi particolari e di collegarli alla storia del personaggio ritratto. E quindi Giaconi realizza questa prima versione con la figura piangente, che però non, tra l'altro, insomma, tra parentesi, credo che sia anche piuttosto rara da trovare nelle varie collezioni. Non ebbe, come vi anticipo, non ebbe grande successo e quindi anche una tiratura molto limitata. Comunque, come vi dicevo, questa prima versione non incontrò i favori del committente, cioè di Filippo Florio, il quale se ne lamentò con Flamia, che a sua volta si lamentò con Florio dicendo vabbè, ma io insomma te l'avevo già detto come doveva venire, insomma alla fine questa incisione l'avevi approvata, e quindi nacque tutta una serie di rimpalli epistolari sulla responsabilità di aver realizzato una cosa che alla fine non piaceva. E tra l'altro Filippo si lamenta anche della qualità dell'esecuzione e chiede a Flamia se ci fosse qualche altro incisore a Venezia in grado di realizzare, a suo dire, meglio l'opera. Possibilità che si pare potessi realizzare alla fine del 92, tutto questo, dicevo, avviene nel giro di pochi mesi, nel 92,
sembra, ecco, che la cosa si possa realizzare perché arriva a Venezia un importante incisore, Francesco Rosaspina, quale viene anche contattato da Flamia, ma i troppi impegni di Rosaspina non gli permisero di accogliere, ecco, questa commissione. E quindi si tornò a Giacconi, il quale dovette, insomma, sostanzialmente rifare tutto quanto. È molto interessante la corrispondenza perché, ad esempio, c'è tutta una serie di passaggi in cui per risparmiare si chiede a Giacconi di cancellare dalla matrice la figura che si vuole eliminare. La cosa non, insomma, si rivela un po' troppo complicata e quindi Giacconi deve rifare un po' tutto e realizza questa che è la versione forse più conosciuta, con tutta una serie di particolarità che adesso cogliamo subito, cioè viene vengono conservate le figure dei santi aquileiesi, allusivi naturalmente alla diocesi a cui Monsignore apparteneva, un libro perché Francesco è stato autore di importanti studi dedicati alla storia del patriarcato e in particolare a una figura centrale che è quella del Beato Bertrando, a cui dedica una importante biografia, tra l'altro edita poco prima, insomma, della sua scomparsa, nel 91. E come vedete poi ci sono anche dei cambiamenti per quanto riguarda, diciamo, la base in cui è posta l'iscrizione che illustra, ecco, questa immagine. Il tutto viene realizzato alla fine del 1793, quindi noi abbiamo una datazione abbastanza precisa per questa incisione, che come dire, ci trasmette la figura di questo personaggio davvero, davvero notevole e con delle responsabilità all'interno dell'ambiente ecclesiastico udinese non da poco. Tra l'altro nella sacrestia capitolare del Duomo di Udine si trova all'interno degli affreschi di Pietro Antonio Novelli un ritratto del nostro Francesco Florio tratto proprio dal dipinto che abbiamo visto prima, realizzato dal nostro Giovanni Battista De Rubeis. Vi dicevo all'inizio che il ritratto ad olio, che adesso andiamo a recuperare, è rientrato pochi anni fa, insomma, in questo palazzo. Però era già uscito perché durante i lavori per la realizzazione dell'incisione il Vincenzo Giacconi si era lamentato, come accennavo, della scarsa qualità del disegno che gli aveva fornito De Rubeis e chiede di poter vedere l'originale. Quindi nel settembre del 92 il quadro d'olio viene spedito a Venezia. Resta lì per alcune settimane, forse dei mesi, e poi verrà riportato a Udine. In questo modo Giacconi riuscì a, insomma, cogliere meglio la fisionomia dell'illustre personaggio che doveva raffigurare. Ecco, questo era il disegno di De Rubeis che presentava dei problemi, ecco, per la sua traduzione a stampa.
Tra l'altro è un particolare, se vogliamo, una curiosità, però Filippo Florio, il committente, e Flamia discussero molto sull'età in cui Francesco Florio doveva essere raffigurato, perché se doveva essere allusiva alla rinuncia alla diocesi di Rovigo, che era avvenuta nel 66, quindi quasi 30 anni prima, naturalmente bisognava raffigurarlo in un'età più giovanile rispetto a quella del ritratto scusate, vediamo, ecco, rispetto a quella del ritratto ad olio, che invece ce lo mostra, come vi dicevo, probabilmente alla fine degli anni 80, quindi insomma già a un'età molto avanzata. E in effetti si decise di un pochino ringiovanirlo, e come potete notare, rispetto al ritratto ad olio, i tratti sono un pochino più addolciti e cercano di riportarlo a quegli anni, cioè nel 66, in cui aveva comunque già 61 anni. Io so che ora si sono fatte. No, hai ancora qualche minuto. Ah, va bene. La storia, ecco, di questi due ritratti è sostanzialmente questa. Appunto, ciò che in qualche modo li segnala e ce li rende interessanti non è tanto la loro qualità stilistica, ecco, non hanno, o per meglio dire formale, non hanno questa, insomma, ruolo, questa importanza. Tuttavia sono effigi che ci danno idea, insomma, della fisionomia di questi due personaggi così importanti. E soprattutto nel caso di Francesco Florio e di questa sua traduzione a stampa ci dimostrano quanto fossero importanti le immagini in quegli anni e quanta attenzione si ponesse nella loro realizzazione. Ogni particolare aveva una sua importanza, ogni dettaglio alludeva a qualche cosa, se non riusciamo a coglierlo ovviamente è colpa nostra, nel senso che ci sono tutta una serie di cose che naturalmente ci sfuggono, e in effetti senza quel provvidenziale carteggio che, insomma, per fortuna si è conservato tra questo Flamia e il Filippo Florio, che committente appunto dell'incisione, avremmo, insomma, avuto difficoltà a ricostruire le ragioni sia delle due versioni sia degli elementi che sono stati inseriti in questa immagine. Ecco quindi che effettivamente forse le biblioteche, gli archivi anche familiari sono delle fonti essenziali anche per cogliere immagini, il significato di immagini su cui, insomma, forse non ci soffermiamo sufficientemente. Grazie.